Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon lunedì a tutti voi, di nuovo insieme per iniziare una settimana in compagnia dei tanti argomenti che quotidianamente noi trattiamo per voi. E allora iniziamo il lunedì, come ogni lunedì in musica. Questa settimana andiamo alla scoperta di una bravissima interprete, lei è Alice Landi, e poi martedì assieme a Paola Assini e ai suoi ospiti, gli avvocati, per parlare dei vostri diritti. Il mercoledì invece venite insieme a me al Palace Beauty and Spa di Imola per farvi belle o belli a seconda dei casi e a seconda di quello che si può fare, perché i miracoli non li facciamo neanche noi. Il giovedì andiamo alla scoperta del mondo degli animali e il venerdì la mia puntata preferita è la puntata del nightlife. No! Come no? No! Scusate, come no? E tu chi sei? Piacerissimo. Ma Scusami, anch'io lieta volevo... perché ti presenti bene, però chi sei? Sono Alan, ti volevo correggere, scusami. No, allora, non è ancora nato chi mi corregge, se vuoi dire che sei tu quello che mi corregge. È Alan che mi corregge. Chiedo scusa a tutti quanti, ma venerdì sera non sarà più Night Live, ma cosa sarà? Diffusion Stories. Ah, e cosa facciamo nelle stories? No, giusto per sapere. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi vivrà saprà. Oddio mio. E allora... Ciao Alan, la promessa c'è tutta. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Alan e Diffusion Stories ogni venerdì, da non perdere. Secondo me il ragazzo si è presentato bene, avete visto? Ma adesso andiamo a sentire la nostra nuova scoperta Alice Landi e andiamo a sentire cosa le ha chiesto Valentina. Un saluto a tutti i telespettatori e bentrovati ad una nuova puntata di Diffusion. Come ha già anticipato la nostra amica Deborah in apertura di programma, anche oggi tratteremo di musica e anche questa settimana lo faremo in compagnia di un'artista giovanissima. Lei nasce a Bologna nel 1996 e coltiva la sua passione per la musica sin da quando era piccolina, quando mi ha appunto raccontato con suo padre ascoltava le cassette di Mozart. Pensate che la sua carriera inizia all'età di soli 8 anni, quando entra nel coro giovanile del musical Jonathan e la strabiliante tunica dei sogni. Io ho il piacere di presentarvi Alice Landi. Ciao. Benvenuta Alice nel Grazie. nostro programma. Come dicevamo prima, hai appunto iniziato giovanissima. Sì. Cosa è successo dopo questo musical e perché è stato così importante? Dunque, il musical di Joseph è stato molto importante per la mia esperienza perché grazie a questo musical ho conosciuto la mia scuola di canto, che è la stessa 10 anni alla Music Academy a Bologna, e ho conosciuto la mia insegnante Francesca Brancone, che anche lei è la stessa che mi segue e grazie alla quale comunque comincio a, diciamo, a sbocciare come artista. E, no, vabbè, è stata innanzitutto quindi un'esperienza importante perché ho conosciuto la scuola, perché ho conosciuto la mia insegnante, ma anche perché è stata la prima tappa nella mia esperienza musicale sicuramente. Bene, adesso che abbiamo un po' rotto il ghiaccio per Alice, la sua prima esperienza televisiva, io ti faccio rilassare, quindi ti faccio cantare una canzone di Anastasia, giusto? Sì. Come si intitola? Left Outside Alone. Io ti lascio cantare e ci vediamo dopo. Grazie. Ciao.
Nonostante tu abbia soli 17 anni, ti sei già esibita in tantissimi locali bolognesi e in diversi teatri. Per esempio, nel 2011 hai vinto il ruolo principale nel musical È di nuovo Natale, poi anche il 2012 è stato un anno ricco di soddisfazioni perché hai vinto ben 2 concorsi. Sì. Il Vocal Star and A Voice for the World, sì, fino a poche settimane fa in cui hai partecipato al concorso The Talent. E come è avvenuto, insomma, come sei venuta a conoscenza di questo talent? L'ultimo concorso ne sono venuta a conoscenza grazie alla mia insegnante, come ne ha parlato. Solitamente è lei a propormi per i concorsi, ma diciamo che nell'ultimo periodo sto cominciando a interessarmi anch'io, perché comunque nell'ultimo anno e mezzo ho già fatto 3 talent, ottenendo comunque degli ottimi risultati di cui sono contenta. Per cui è una cosa che mi piace fare, a prescindere dal voler sfondare, che penso ogni cantante abbia. Comunque il fatto di mettersi in gioco è una cosa che mi piace, quindi cercherò probabilmente sempre di cercare nuovi stimoli. Esatto. Insomma. Io ricordo a tutti i telespettatori che The Talent è il primo format che non sceglie la TV ma che fa scouting col carrello della spesa. Cosa significa? Significa appunto che tutti coloro che vogliono partecipare a questo talent dovranno iscriversi gratuitamente, questo è molto importante, al sito www.the-talent.it, scegliere a quale categoria esibirsi. Ce ne sono appunto 3, c'è la danza, la musica e DJ, e poi dopo insomma vi basterà scegliere a quali delle 20 tappe nei centri commerciali più grandi d'Italia partecipare. Il talent è già iniziato, però le iscrizioni sono ancora aperte, quindi se avete talento non vergognatevi, perché magari può essere il vostro trampolino di lancio. Sì. La seconda canzone è Cambiare, sì, giusto? Quindi noi non vediamo l'ora di riascoltarti e ci vediamo dopo. dovrà passare per dire
cambiare, cambiare. Combatterò con le mie notti bianche, combatterò, devo ricominciare a inventare me. Amore, non mi provocare, arriverò fino alla fine di te. Amore da dimenticare per diventare libero, cambiare, cambiare, e per non cadere più, cambiare. Complimenti Alice, sei stata bravissima. Grazie. Tra l'altro Cambiare è anche una delle mie canzoni preferite, quindi mi è piaciuta molto. Grazie. Come ti senti a 17 anni ad aver partecipato così a tanti talent, aver vinto già insomma così tanti premi? Beh, è comunque assolutamente una cosa piacevole, perché il fatto di partecipare e anche di vincere, quindi di essere premiata, è assolutamente un grande stimolo per andare avanti. Soprattutto magari se uno non se l'aspetta, insomma, dà sicuramente una carica. Sì, il fatto di poter mettersi in gioco e vedere che la gente, non solo magari le persone con cui hai a che fare tutti i giorni, ma anche persone sconosciute, esattamente come è stato con The Talent qualche settimana fa, ti apprezzano il modo in cui canti ed esprimono buoni giudizi comunque su di te, è una cosa bellissima. E invece a scuola che cosa dicono? Perché immagino andrai ancora a scuola. Sì, le tue amiche cosa dicono? C'è qualcuno invidiosa oppure no, le mie amiche, anzi sono lì che dicono: mi raccomando, salutami. Dai, insomma, sono tutte con te, insomma, fanno il tifo per assolutamente te. Sì. Ok, la terza canzone invece si intitola I Know Where I've Been, che non conosco, quindi è una canzone tratta dal film di Hairspray ed è una canzone che è molto importante per me perché tratta il tema del razzismo. Allora sono curiosa ed è un inno contro il razzismo, per cui io ci tengo molto a questo Allora sono curiosa di ascoltarla, a dopo. yet to win. There's a pride
Alice, allora abbiamo raccontato un po' della tua storia molto brevemente, ti abbiamo sentita cantare, vogliamo sapere i tuoi progetti, quali sono? Beh, sicuramente continuerò a studiare, perché non si è mai arrivati in tutto e quindi ho intenzione di lavorare ancora sulla mia voce perché posso fare ancora molto. Sei giovane, e soprattutto insomma. ho intenzione di continuare a cantare perché è la cosa che mi piace fare di più da sempre. E anche se magari non sfonderò, come si dice, insomma, però intanto continuerò ad avere questa passione, continuerò ad allenare la mia voce perché mi piace. Beh, fai bene, insomma, le proprie passioni bisogna sempre coltivarle. Io e Alice purtroppo vi salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Per scoprire chi sarà il prossimo artista non vi rimane che rimanere sintonizzati sempre qui su DTV. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana. Ciao! Ciao! Avete sentito che brava che è la nostra Alice? Grazie a lei e grazie anche a Valentina che l'ha incontrata per noi e per voi. Allora, appuntamento a domani, sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre con Diffusion. L'ex Paola Sini assieme ai nostri legali parla di un argomento un po' spinoso ma di cocente attualità, vale a dire della separazione legale. Non perdetelo, ciao!